Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'aspetto del calciomercato Batman napoletano. In questo video andremo a parlare di una notizia che sta circolando in queste ore, diciamo qualche ora prima della partita del Napoli, verso le 3:30, 4 meno 10, praticamente anche prima, sta circolando da orario di pranzo, dall'1, 1:30. Di questa notizia sarebbe che De Laurentiis potrebbe vendere il Napoli a 750 milioni di euro. Vi assicuro che questa notizia non è vera. È stata, se non sbaglio, c'è la fonte, era Tutto Sport. E non è ha detto diciamo una bugia, cos'è una baccianata. E comunque De Laurentiis in una recente intervista fatta qualche mese fa a una radio, non ricordo precisamente il nome di essa, ha detto che il Napoli lo vuole tenere il Napoli come club per almeno un altro paio d'anni. Vuole tenerlo se riesce, perché diciamo, ha quasi 80. Quanti anni ha De Laurentiis? Quasi 80? Sì, a 70, 70, 75 anni li terrà De Laurentiis. Però ha detto io almeno fino al 2029-2030 io voglio tenere il Napoli, um, voglio continuare a dirigere la presidenza del Napoli. Poi diciamo non penso che se il Napoli, se quando De Laurentiis si toglie dal Napoli, non penso che lo venderà, ma passerà direttamente ai figli, però non so se i figli riescono ad amministrare, se Edoardo De Laurentiis riesce ad essere come il padre, fare i mercati che ha fatto il padre, um, ad acquistare giocatori ai livelli del Napoli. Magari prende qualche giocatore da Napoli. Mi aspetto che se il Napoli venga ceduto, non venga ceduto ai figli, ma magari i figli devono rimanere nella dirigenza del Napoli. Direi, ok, il Napoli viene ceduto, vabbè, perfetto, però io figlio di De Laurentiis, vorrei rimanere ehm, nella società, vorrei continuare a lavorare per il Napoli come dirigente del calcio Napoli. E vi ribadisco, accertatevi ho letto qualche post fatto da qualche ragazzo su Twitter X. Vi ricordo che sto anche su Twitter, mi chiamo Batman. Praticamente ho letto, il Napoli può essere ceduto a una cifra di 750 milioni di euro. No, non è questa, non è questo il periodo che il Napoli ehm, venga ceduto, viene ceduto. Però poi non penso che De Laurentiis sia così stupido a dire io cedo il club durante l'anno. Non penso
che De Laurentiis faccia questo errore di vendere il Napoli durante una stagione, ma penso che se De Laurentiis venderà il Napoli lo faccia in estate, lo faccia a inizio mercato, ehm, inizio mercato estivo, cioè a giugno, magari verso metà giugno penso che lo farà, poi non so qua dirvi, verrà venduto o tra un mese a fine stagione, non lo so, cioè dipende tutto da De Laurentiis, quello che ha in testa De Laurentiis, quello che vuol fare fa. Poi lo sapete del presidente, ci sorprende sotto qualunque aspetto, che può essere a livello di giocatori, ad esempio ci ha sorpreso con l'acquisto di De Bruyne, poi ci può sorprendere su tutto, l'abbiamo visto nella stagione dopo Spalletti, il post Spalletti, poi l'abbiamo visto con lo scudetto 24-25 che è stato capace di da un decimo posto arrivare a un primo posto alla vittoria del campionato dopo quanto tempo? 2 anni? Circa 2 anni, 1 o 2 anni sono passati, cioè no scusate, da una stagione, da un anno che è passato dalla stagione che il Napoli è arrivato 20, scusate, decimo. E se vi ricordate, qualche mese prima dell'inizio del mercato di, invernale della stagione 24-25, se non sbaglio a novembre, ottobre-novembre, metà ottobre, inizio novembre, il Napoli, cioè, scusate, Conte, Antonio Conte, il mister del Napoli, fece un'intervista dove dichiarò che a De Laurentiis ehm, l'aveva chiamato a novembre 2023, sì, 2023, e diciamo farlo venire a Napoli, però lui disse, rispose a De Laurentiis, guarda, chiamami a giugno, così poi ripartiamo da zero, facciamo un mercato ehm, dove possiamo avere una base, una piccola base, un qualcosa su costruire in un progetto di 3 anni. Mi farà un contratto di 3 anni, se non sbaglio, questo stiamo